Operazione buste paga trasparenti. Sono 3 i parlamentari trevigiani che rispondono all'appello lanciato dalla nostra emittente alla politica e che oggi decidono di rendere pubblici i loro compensi. Questa è la busta paga del senatore e coordinatore provinciale del PDL Maurizio Castro, riferita al mese di giugno 2011. Il netto per l'indennità parlamentare è di 5.056,50 euro, cifra a cui vanno aggiunte le competenze accessorie, dove pesa enormemente la diaria e che ammontano a 6.714,52 euro. In totale, nelle tasche di Castro sono finiti dunque 11.771,02 euro. Anche l'altro coordinatore provinciale del PDL e membro della Camera dei Deputati Fabio Gava alza il velo. Ecco i suoi compensi: 8.827,37 euro di competenze nette, a cui vanno aggiunti 3.373,43 euro di diaria alla voce competenze non imponibili. Al nostro appello risponde anche il senatore del Carroccio Pier Giorgio Stiffoni, inviando non la sua busta paga ma il prospetto del trattamento economico dei senatori tratto dal sito www.senato.it, assieme ad una lettera dove viene specificato il versamento di 2.420 euro alla Lega Nord, per un totale di 29.040 euro annui al partito. Ieri, tra i trevigiani che hanno aderito all'operazione trasparenza, il deputato leghista Dozzo, il presidente della provincia Leonardo Muraro, l'assessore regionale Sernagiotto ed il consigliere Bottacin. Le cifre da loro mostrate, soprattutto se paragonate agli stipendi dei sindaci, hanno scatenato una valanga di commenti. Ora, avanti i prossimi.